Buongiorno amici, bentornati sul canale. Oggi mi trovo a casa, ovvero a Vigiù nella provincia di Varese, e l'avventura del giorno sarà tutta in outdoor. Destinazione Monte Orsa e Monte Pravello. Era da tanto che volevamo farlo. Oggi c'è anche Ardi. Ciao Ardi! Ciao! Eccola lì. Andiamo a visitare le fortificazioni. Ci buttiamo nella linea Cadorna, visiteremo le trincee costruite tanti anni fa, come avete già visto in altri video. E se non sai di cosa sto parlando, link qui sopra. Non perdiamo tempo, non sarà molto impegnativo, sono solo 7 km, però dovremo raggiungere sia Monte Orsa, Monte Pravello, ma ancora prima il Colle Sant'Elia. Arrivare qui non è difficile, basta arrivare a Vigiù, ci sono dei parcheggi in centro liberi, lasciare la macchina, seguire il tracciato, molto semplice, classica bandierina rossa e bianca, fino ad arrivare al ponticello, dove troverete anche la cappelletta della Madonna degli Alpini, dopodiché c'è questo sentiero e si va dritti su in vetta. Vai col video! Ok, tappa numero 1, Colle Sant'Elia. Guardate, un bello spazio aperto, guardate che bello. Wow, molto interessante perché gratuitamente si possono usare aree picnic e qua si può grigliare. Tanta roba, ragazzi, come si faceva con gli scout una volta. Guardate qua che figata, che spettacolo, ragazzi. Ma è stupendo sto posto. La chicca del posto è decisamente questo mega camino. Se vuoi provare a farti una bivaccata, piazza una tendina, prato o sotto qua, questa tettoia, al riparo, però non ditelo a nessuno. Devo anche dire che la chiesa è bella, non si vede, ma quello è l'altare. Questo posto mi piace veramente un sacco. Approve. Ok, ripartiamo. Tappa numero 1 andata. Bellissimo posto, come avrete sicuramente visto dalle immagini. E proseguiamo per il sentiero. Prossima destinazione, Monte Orsa. Salve Ardi. Salve. Stanco? Oggi no. Si prosegue, la strada è quasi tutta asfaltata e si arriva a un certo punto una curva U perché arriva a fare una leva col Subaru. Si arriva e si prosegue da questa parte, 40 minuti alla vetta. Vamos. Ok ragazzi, siamo al bivio, 10 minuti per Monte Orsa, si sale su da questa parte, di questo è Monte Pravello, da lì si sale da Saltrio, un'altra meta. Per adesso proseguiamo da questa parte. Eccoci finalmente alle trincee. Siamo armati, torcia frontale, Ardi? Torcia frontale. Accendiamola. Forcia, torciale. E si entra a Mordor. Oh, questa è anche alta. Wow. Punto di vedetta. Ta-dam. Ha visto non era male quei tempi, Ma di là? E ci arriviamo. Che so, ragazzi. Ok. Siamo di qua. Vedo la luce là in fondo.
Ok, siamo fuori, prima parte vista, ce ne sono sicuramente delle altre, tanto c'è anche in esposizione dentro in una delle caverne, nelle trincee, un cannone. Ok, prossima destinazione è Monte Pravello e dovremo trovare sul sentiero altre fortificazioni. Volevamo mangiare qua, ma era un po' scomodo, c'era troppa gente e volevamo un po' di privacy, un po' di tranquillità, visto che bisogna accendere i fornelli e la chef deve dedicarsi a una mezz'oretta di pura arte culinaria. Eccoci di nuovo sul sentiero per il Pravello e armiamoci di torce perché è il momento di tornare nelle trincee. Voilà, torcia alla fronte. Ok, ci buttiamo dentro, woman? Yes. Wow, via! Che galleria gigantesca, questa è veramente immensa. Questo è veramente il top, è immensa, più grande che nel mio garage. Oh. Ed ecco qua il giocattolino, guardate qua che spettacolo, quella. Abbiamo un reperto storico ufficiale, guardate che spettacolo ragazzi. Voglio andare a tirare la corda, porca miseria, guardate qua, guardate che bello. Porca miseria, fantastico, cosa dire, fantastico, cosa dire, c'è qualcosa di veramente incredibile. Questi sono veramente degli scavi veramente profondi, sono alti, sono veramente grandi. Confronto ad altri che sono proprio dei tunnel piccoli dove altri magari ci sta dentro, io no. E di qua si esce sicuramente da un'altra parte, infatti. Accostamento Monte Orsa. Come potete vedere. Ingresso est, questo era l'ingresso est. Noi siamo entrati da... Vediamo di capire dove siamo e riprendere il sentiero di prima. Ma che figata è sto posto? Che spettacolo ragazzi! Ancora sul cammino per il Monte Pravello, la fame si fa sentire e dobbiamo piazzarci e mangiare. Area picnic, c'è anche Pippo. Noi abbiamo questo tavolo qui, direi di preparare la pappa. Momento cucina. La polenta. Guarda che bella, grande Ardi. Formaggio al tarsuco. Non l'asiago, no. Sì, l'asiago è il casino. Il casino, zuccherata time. Beh ragazzi, che profumino. One up. Mazza raga, che mangiata. 250 grammi di polenta, dovete mangiarne un quintale. Mamma mia. Proseguiamo e arriveremo a questo Monte Pravello, che tra l'altro ci siamo già stati ma non ho mai fatto il video ufficiale, quindi lo scopo più che altro è quello. Mamma mia, adesso è ancora più faticosa di prima. Siamo da questa parte, siamo praticamente al Monte Pravello. Gallerie. Direi che con questo si conclude questa area di trincee. Però ci sono delle scale, voglio salire da qua.
Ebbene ragazzi, questo era il Monte Pravello e direi che la terza tappa è andata, ma c'è ancora luce, quindi ci faremo un giretto in zona. È stato piacevole visitare le fortificazioni, le trincee, comunque è stata veramente una bella esperienza. Ci mancava questa parte della montagna, tanto tempo che lo dicevamo, vero? Andiamo al Monte Orsa e ce l'abbiamo fatta. Bene, io direi che il video si conclude qui. Lasciatemi un like e un commento se vi è piaciuto, lascerò in descrizione un po' di link per darvi qualche informazione in più. Iscrivetevi al canale se ne avete voglia e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao da me, Ciao! da Ardi e da Chloe. Ciao!